La Sicilia dalle ville meraviglie, nonostante il vento forte, le piogge insistenti e il maltempo che nelle ultime settimane si sono abbattuti sull'isola, quest'ultima continua ancora ad attirare numerosi visitatori. Approfittando di una giornata meno piovosa e di qualche timido raggio di sole, in tanti hanno deciso di non rinunciare a gite fuori porta, dimostrando ancora una volta quanto il fascino di questa terra riesca a superare anche le condizioni meteo meno favorevoli. Le immagini che vi proponiamo sono relative a Piano Provenzana sul versante nord dell'Etna, divertimento assicurato per adulti e bambini che scivolano sulla neve con slittini, snowboard e qualsiasi altro attrezzo improvvisato, trasformando la giornata in una pagina di spensieratezza e condivisione. Non mancano gli appassionati di sport invernali che scelgono di frequentare la scuola di sci o di cimentarsi sulle piste approfittando della neve ancora presente in quota. Una terra, la nostra, che riesce a coinvolgere in un'atmosfera vivace e allegra famiglie e gruppi di amici e curiosi intenti a godersi l'aria frizzante della montagna. Numerosi punti di ristoro aperti, pronti ad accogliere i visitatori con piatti caldi, panini, dolci tipici e bevande fumanti perfetti per riscaldarsi dopo qualche ora trascorsa all'aperto. Le strade sono praticabili, ma resta l'obbligo di catene a bordo per garantire la sicurezza di tutti. Per chi invece non è amante della neve o preferisce i paesaggi diversi, le alternative non sono mancate. Sempre molto apprezzata è stata Taormina, che incanta con le sue eleganti views del centro storico, le botteghe artigiane, i suggestivi scorci panoramici visibili dal belvedere da cui lo sguardo spazia tra mare e monti. Passeggiare tra i suoi vicoli anche in inverno regala un'atmosfera intima e affascinante, resa ancora più suggestiva dalle nuvole che si rincorrono nel cielo sospinte dal vento. C'è poi chi sceglie di spostarsi verso la costa fino ad Aci Trezza per ammirare i maestosi faraglioni che emergono dal mare. Le onde ancora imponenti dopo le recenti perturbazioni che si infrangono contro gli scogli creano uno spettacolo naturale di grande impatto. Anche qui non mancano visitatori curiosi e fotografi pronti a catturare la forza e la bellezza del paesaggio. Nonostante il maltempo, dunque, la Sicilia continua a vivere e ad accogliere, offrendo a residenti e turisti esperienze diverse tra montagna e mare, natura e cultura, e dimostrando che ogni stagione sa regalare emozioni uniche, meteo permettendo.